Va Super Allan. Ragazzi, nonostante abbiamo gufato, non è bastato. In pratica dobbiamo giocare i playoff nonostante siamo arrivati primi. Vabbè, andiamo a dirlo ai ragazzi perché non lo sanno. Vai. Cioè sanno che siamo direttamente ai quarti. Bene. Ocio armocio però per questi playoff, Ma io comunque è assurdo, cioè sembriamo il Napoli nel girone di Champions quando fece 12 punti e non passava. Abbiamo fatto 6 punti. Cioè è il massimo che potevamo fare. Cosa devo vendere? Non capisco. Non devi perdere. Ah, perdere. Cioè, si va per tutto quanto a questo punto. Bene. Vediamo questa notizia, va. Ragazzi, occhio occhio, siamo ai quarti. Ai quarti, vai, vai. Playoff, no? Eh sì, playoff. Ragazzi, dobbiamo giocare ai playoff. Perché hanno vinto. Ma tu lo sai, tutti noi signori gol. No, chef, è per il giallo di tuo figlio! Se avessimo fatto un gol in più non staremmo parlando del mio giallo. Dopo l'ha fatto però, dai. No, però capì, magari non segniamo dopo, capì? Serio, vai Voglio serio. un quarto, vai un quarto d'ora, cioè non è niente. Allora Giovanni, super avanti, io l'ho facciato. Ah, ci sei tu? Che sono la stessa persona. Sono la stessa persona. Andrea, allora voglio pure per le off, che stiamo scherzando. È un quarto d'ora che si gioca, noi a Mavecci. Ma cosa fa mezzanotte? Cosa fa lui? Si torna, c'è la porteriaca e c'è andare il paparetto. Scende in campo. Attuale formazione. Dario, Sciale Boom, Patrizia, Patrizia, dai. Ale Oliva, tu come stai? Sta bello, E Simone, dai. Mangu, chi ci manca? un attaccante, cioè l'esterno a sinistra, Marco, Enzo, Costa. Gioca lui. Giochiamo a 3 con Ale. Va bene. 7 minuti tutti e due. Vabbè, ma pure. Basta Ma per giù. Enzo, Costa. Sono i playoff per un gol che Giovanni non ha segnato di gol. Poi mio figlio è avuto cartellino. Ah, poi hanno fatto tutto il possibile per farsi i playoff. Sta partita è stata vinta. Dimmi più forte pure me. Abbiamo avuto un'altra occasione, abbiamo rischiato di uscire e per poco non siamo usciti. Siamo stati fortunati sugli altri campi e adesso siamo dentro. Abbiamo una grande occasione, entriamo dentro e dimostriamo chi siamo. Dai, Adesso vi facciamo sentire l'anteprima una canzone che gli ho mandato stamattina. E questa è stata la prima cosa che ha ascoltato stamattina. Mi sa che devo dirtelo. Con lo spritz si finisce a mal di faccia. Poi tutti da Michele per una pizza in fratellanza. Poi? Buonasera amici di YouTube e bentornati a Napoli. E questa è la terza partita del torneo che si svolge in 12 ore per il Napoli Creators. Terza partita ovviamente molto importante di questo torneo, che ha una particolarità, nel senso che non serve soltanto vincere, ma serve anche fare molti gol, perché la differenza reti ovviamente può fare la differenza anche se una squadra arriva prima nel girone. Il Napoli che ha vinto le prime due, vincendo la prima partita 1-0 e la seconda 3-1, quindi la differenza reti sarà veramente il componente principale di questo torneo, almeno per le fasi iniziali. Qui le due formazioni. Il Napoli è pronto a scendere in campo. Oli, tirate, metti, tirate. Quando è l'occasione della tua vita? Dai, voglio, dai. Si inizia e parte subito con il destro di Oliva. Troppo basso, Alessio è troppo basso. Chi l'hanno fatto per fare? Ci penalizza. Palla sul secondo palo, sulla rimessa laterale. Poi il pallone dentro, viene ancora liberato. Fisciale. Ottima la sponda di petto. Bravo. Crossala! Fisciale. Sempre morbido a cercare Crispo. Enzo, appoggialo a terra, La va. palla a terra, vai giù. Non c'è l'altro. Sto facendo i funghetti da sta panchina. Attenzione, Matthew recupera il pallone, poi il colpo di tacco, ma viene recuperato. Attenzione qui adesso in contropiede la squadra avversaria con il numero 8, palla dentro con il 9, con il sinistro, palla sul fondo di un nulla. E qui la prima occasione è proprio per la squadra avversaria con il sinistro. Ma la palla esce fuori. Alla fine qui ancora il sinistro, numero 37, la grande parata di Dario.
in 2 tempi. Ha vinto un rimpallo. Il cross sul secondo palo, non viene agganciato all'inizio il pallone, poi ancora la palla che viene rimessa dentro. Rimbalzi il pallone di rigore. Qui Oliva. Crispo. Ragioni il numero 9. Poi l'1-2 con Matthew, però che non si conclude. Adesso il Napoli è un po' in difficoltà in questi primi minuti. Qui bravo Chianese che recupera il pallone. Bravo, fatto bene, bravo Padri. 7 minuti sul cronometro. Napoli fa un po' di difficoltà a tenere magari il pallone. Ma è palla piena! Qui c'è calcio di punizione. Ma è sciso. La stoppa lui arrivi tu dopo. No, non c'è. Credimi, Dai, non c'è, non fa niente, non c'è però. Aiuto, non mai qua. si è fermato. Mi sta nel boss. Fermato, Padre. Ti hai dato pure la punizione. Dai. Giochiamo, dai, stiamo facendo una bella partita. Simone Marco. Parte il sinistro. Allargatevi, allargatevi. Finito il primo tempo 0-0, poche emozioni. Il Napoli non riesce a entrare in partita. Paolo, esci tu? Enzo, entri tu? Entro io. Ah, giochi tu? O posso emetti? Come si mettono, chef? Come ci mettiamo? Oliva, tu. Facciamo 2 dietro. 2-3-1, dai. Simone, non so Simone. Stai appoggiando troppe palle, no? Ma uno dà una mano dietro. Date una mano. Dai, tu, Superiore numeri stanno sempre a tre. Sciale Patrizio, quindi Franco. Sciale Patrizia, dai. Ma risciato malamente con pacchi lu pallone quando ha tirato la punta, che sta in là. Sanno giocare però. Ci manda di partenza. Ma a parte. Ci mette ansia il fatto del tempo, Franco. A parte, ma poi sanno giocare, cioè si sanno mettere dietro. Sanno difendere bene. Fatto lo stesso. Sta per iniziare questo secondo tempo. Ovviamente la componente proprio del tempo è un fattore, perché hai 8 minuti per cercare di fare più gol possibili. E adesso il giro palla importante della squadra avversaria. Palla in verticale, c'è la sponda, poi ancora la palla dentro. Bellissima però l'azione con il numero 9 che si gira poi col sinistro, spara alto, ma un'azione bellissima. Poi Enzo, ci sono stati un po' dei cambi nel Napoli Creators. Poi attenzione con Crispo. Zona tiro Crispo, e c'è la prima parata del portiere. Anche la prima forse grande occasione per il Napoli con il numero 9 Simone Crispo. Costa la mette dentro, cerca ancora il colpo di testa di Crispo, ma è centrale per il Napoli. La palla arriva lunga, poi attenzione con Dorta che recupera il pallone e salva sulla linea il difensore con la maglia numero 16. Occhio qui al rimpallo, la palla che rimane lì. C'è fallo. Giochiamo. Marò, hanno fatto la stronzata. Sulla così se non mi potevo sbloccare. Oggi come mai pigliate che la palla? Sciaca per tu, no? Ancora con esterno, il numero 8 per il 37. Ottimo, l'1-2, la palla dentro. E qui Dario deve metterci una pezza con i piedi, quindi rimessa laterale. Palla dentro. C'è Dario che recupera il pallone. Vediamo se prova a partire in contropiede il Napoli. Siamo al 10° minuto. E qui Costa. La sponda. Poi Oliva. Poi sempre Costa. Il pallone dentro. Troppo sul portiere. Buttalo a terra, va, non passi grosso. Vai, donna. Oliva. Prova l'1 contro 1. Palla morbida con Dorta. Il cross è dentro. C'è calcio d'angolo. Oli, vai. Attenzione, palla dietro per Sciale. Poi zona tiro per Oliva. Col destro, la palla rimane lì. Occhio qui che può ripartire adesso in contropiede. Ma bravo qui Simone Crispo che recupera il pallone e poi subisce fallo. Recupero importante. Poi palla subito. Cercare Dorta! Il palo del 45 che comunque sia fa la differenza.
Dai, voglio, giochiamo, dai. La palla qui di Simone era perfetta. E solo il palo dice di no. Bravo, voglio, bravo. Altra occasione enorme per il Napoli, sempre col 45. Ma attenzione qui Oliva. Scappa via Oliva. Mannaggia. Quando ce lo mangiamo. Ma gli scappa anche il sinistro. Palla sul fondo. Però il Napoli sembra aver preso un po' di più il gioco. Ovviamente le incursioni di Oliva fanno la differenza. Poi la palla lunga. Ci arriva il 21. Poi Sciale. Torta. Viene chiuso da 2, questo è fallo. Infatti, così. Cercato di ripartire veloce, ovviamente Oliva. E viene ammonito per proteste. Ma non ha detto niente, arbitro! Sciale. Canese. Oliva. Attenzione con Costa. Perdi il pallone. Sempre Costa. Qui il contrasto. Rimessa laterale per il Napoli. Buttala più alta sta palla. Pianese. Palla dall'altra parte. Cercare Sciale. Si chiude il passaggio. Poi Oliver che recupera il pallone. Poi 2 volte. E qui poi casca sopra. Forse casca male Oliva. Sul contrasto. Non si fa, casciolata Parte Oliva. Vai veloce. C'è la barriera. Manca poco alla fine, quindi il Napoli deve cercare ovviamente di affrettare per trovare almeno un gol per vincere ovviamente la partita, ma c'è sempre la questione della differenza reti. Qui ovviamente fallo su Oliva che era andato via. Ovviamente adesso bisogna soltanto vincere, quindi Patrizio. Vai a rindo pure tu, vai, è finito, vai. Provaci. Oliva, destro, la palla che viene murata ancora dalla barriera, c'è calcio d'angolo. Il cross, morbido. Ma nessuno è in mezzo. Signore, è finita, Attenzione con questa palla, attenzione adesso l'ultima occasione, ma viene chiuso da Costa, bravissimo, e finisce così. Dai, abbiamo giocato bene, dai. Vai, rigore. Dai, però è stato un bello 15 minuti, dai. È stato uno spettacolo che lo salva dai. Sono 3. 3 rigori. 3-3. Allora, Oliva. Allora, Olivo. Simone, tu Ale. Matteo. Cioè, pure se non sei andato, Sì. È il momento di salire in cattedra, altrimenti si va fuori. Attenzione, quindi si va ai calci di rigore con Matthew, il primo a calciare. Parte Matthew, fuori. Calcia male, qui il numero 8. Angola troppo. Vai, Matteo. Tanto c'è Dario. Dario! Sì, Dario! Va il numero 9. E col cucchiaio, ma la para Dario. Pallonetto l'amico ha fatto il pallonetto. Però no. Personalità del numero 9, però molto bravo Dario, che non si sdraia ovviamente per terra, rimane comunque sia in piedi e riesce a parare. Adesso va Simone Crispo. Parte Crispo, rete. Bellissimo rigore del numero 9 del Napoli Creators. Calcia molto bene. Vai Dario!
Mario, ha perso rigore. Attenzione con il numero 8, altissima. Cercato l'incrocio. Purtroppo va alta. Adesso rigore ovviamente in portata per il Napoli, che si può portare in vantaggio. Dovrebbero essere poi 3 i rigori, quindi dovrebbe essere anche quello decisivo con Oliva, che la chiude lui, incrocia con il destro il numero 21 e vince il Napoli. Fa continuare ovviamente il torneo. Quando sbagli e quando...